i servizi alle persone con autismo, che è un fenomeno in crescita, sono ancora insufficienti, per cui questa è una bellissima opportunità per così assieme ai servizi pubblici progettare percorsi di riabilitazione e di benessere. Nel brolo del monastero di clausura di San Giacomo di Veglia, realizzato dai giardinieri di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, un giardino terapeutico pensato per giovani affetti da disturbi dello spettro autistico. All'inaugurazione del nuovo spazio, che sarà gestito dalla cooperativa Terra Fertile, la sindaca Mirella Bagliana e il vescovo di Vittorio Veneto Monsignor Riccardo Battocchio. Non è un giardino magico, non risolve tutti i problemi, è un luogo che manifesta la cura che il mondo ha nei nostri confronti, la cura che il mondo chiede a noi e la cura che dobbiamo avere gli uni per gli altri. Sono delle siepi fatte a forma di nicchia a ferro di cavallo, dove la persona con disagi può essere, diciamo, un pochettino a riparo. Si entra nel ferro di cavallo, quindi ha sotto controllo la situazione e è il suo riparo. Profumo, colori, altezza di piante, queste fanno sì che abbiamo creato questo giardino qua, che sì, per affetti di autismo, ma anche con esigenze particolari, ognuno ha la sua. Il bello, il verde non sono elementi da sottovalutare, ma anzi curativi per tutti, dice il presidente provinciale di Confartigianato Sartori. Probabilmente potrebbe essere un luogo per valorizzare non solo il valore della nostra casa, ma anche dove noi possiamo stare particolarmente bene a casa nostra, mettendo le piante e facendo i progetti che più adatti alla nostra famiglia, alle nostre persone. Una quindicina le persone che potranno usufruire del nuovo giardino, realizzato in collaborazione con Fondazione Architettura Treviso e ULS2 Marca Trevigiana, partner anche EBAV e Volksbank. Il concetto della rete per noi è fondamentale e il merito di questa iniziativa è stata proprio quella, andando a far combaciare dei valori che sono anche i nostri valori, di mettere insieme tutta una serie di realtà del territorio per arrivare a questo risultato così importante. Proprio da qui in primavera 7 suore e la superiora, suora Line Pereira, se n'erano andate nel clamore generale. Il vescovo Battocchio ancora non le ha incontrate e di certo, ha detto chiaramente, non lo farà nella loro nuova residenza di San Vendemiano. Aspetto che chiedano di vedermi. Io ho un luogo dove accolgo le persone, sono disposto ad accoglierle.